Tutti gli anni facciamo questa manifestazione, diamo dei premi, dei riconoscimenti ai Liguri illustri. Questa sera i Liguri illustri sono De Barbieri, Enrico, figlio del grande violinista, e Giovanni Boitano. Giovanni Boitano, ingegnere, consigliere regionale, già assessore, già qui, già là, già sindaco di Favale, inventore insieme al sindaco di Favale del premio Radici, quindi ci sono dei legami come Liguri che sono mondiali. Stiamo facendo un lavoro, anzi alle 11:30 abbiamo un collegamento con tutti i Liguri del mondo e tutti quelli che ne avranno voglia in base anche ai fusi orari. Australia non lo so, ma sicuramente Sud America, Cile, Nord America, San Francisco, New York, tutti questi ci sono. Abbiamo quasi 100 persone in sala, in questo meraviglioso spazio di questo NH Hotel, che lo dico perché è veramente un prestigioso. Si sta bene, servizio eccellente. Noi ringraziamo chi ci sostiene, diciamo, da sempre. Colori non ci interessano, destra, sinistra, noi il nostro punto di riferimento è i Liguri, e i Liguri vanno bene per tutte le bandiere, perché sono di tutte le, diciamo così, le origini, le impostazioni, le linee politiche. Molti sono emigrati quando di politica non se ne parlava, e quindi voglio dire, ringraziamo la Regione perché la spinta determinante in tutti questi anni ce l'ha sempre data la Regione. Noi siamo nati ufficialmente nel 1940 sotto la spinta di Paolo Emilio Taviani, e tra i fondatori c'era proprio l'ingegner Giovanni Boitano, che sarà qui con noi stasera, a cui daremo un riconoscimento. Spesso e sovente le persone che vivono in America, in particolare, ma in altre parti del mondo, tornano qua, trovano qualcuno che li accoglie e li fa vedere anche i territori nativi. Noi abbiamo avuto tante persone importanti. Io cito alcune persone, in particolare dalla Val Fontana Buona, il nonno di Cristoforo Colombo è nato a Moconesi, e Giovanni Colombo. A Lumarzo, a Rossi di Lumarzo, è nata la mamma di Frenzinata ed abitata lì a Rossi fino all'età di 8 anni. Poi voglio ricordare il più grande banchiere di tutti i tempi, Pietro Amedeo Giannini, che è stato concepito a Favale, poi è nato a San Diose in California, è fondato la Bank of America, il primo gruppo bancario mondiale. Quindi soltanto per parlare di questi personaggi, sono personaggi mondiali che hanno reso grande la nostra regione Liguria. È veramente un evento per la nostra associazione Liguri nel mondo, che stiamo veramente premiando dei personaggi molto autorevoli. Io ho avuto l'onore di premiare il dottor Barbieri e ne sono molto orgogliosa. I Liguri e soprattutto la nostra regione sono molto importanti a livello mondiale, a livello internazionale, per aver dato i natali a tanti Liguri illustri, a cominciare dal nostro Cristoforo Colombo e per poi proseguire con Niccolò Paganini e tanti altri. Sì, io sono il figlio del violinista Renato De Barbieri, considerato il Paganini del Novecento, e che ha appunto illustrato la nostra regione a livello internazionale. Tra l'altro sono anche non solo ambasciatore generale del mondo, ma anche Paganini Ambassador e componente del comitato del premio Paganini. Certo, l'ingegnere Mennini rappresenta quella genovesità e quelle radici ligure che ci rendono orgogliosi di appartenere a questa grande regione. Ma la Liguria è una mia seconda patria, o perlomeno è diventata la prima. Io ho dipinto, anzi in questo momento sto facendo addirittura tutti i lavori, i disegni per raccontare la Liguria in costa. La Liguria in costa che traduce nella sua storia tutta la storia universale, specialmente nella nautica, dove tutte le spiagge della Liguria erano dei cantieri dove è nata la marineria e sono nate le più belle barche del mondo. Vabbè, che Mario Mennini organizza sempre delle cose stratosferiche. Comunque sono state premiate veramente delle personalità meritevoli. Io ho avuto la sorpresa di trovare una poesia che mi ha dedicato Roby Carletta. Tra l'altro, a proposito di poesie, visto che è di grandissima attualità, ho scritto questa poesia dedicata alla cucina italiana e logicamente cosa ho messo in mezzo? La cucina ligure.
e quindi insomma devo dire che ha avuto un certo successo. Ma io sono fatto che ho ricevuto il Cigno d'Argento come rappresentante, diciamo, come ligure nel mondo per la mia attività che svolgo. Adesso per esempio ieri devo fare un concerto a Londra e quindi la serata è molto intensa e sono in compagnia del presidentissimo Mario Menini, che è assolutamente un'autorità insostituibile. Siamo onorati di essere stati invitati alla cena dei Liguri nel mondo e siamo maggiormente onorati, entusiasti e commossi di ricevere questo prestigioso riconoscimento. E stasera non possiamo fare a meno che dopo 41 anni di attività di pensare a tutti gli emigranti che abbiamo incontrato nei nostri viaggi intorno al mondo. Abbiamo partecipato 3 volte al Columbus Day a San Francisco nel 1990, 92 e nel 2011 e abbiamo incontrato i nostri migranti in Perù, in Cile e in Argentina. E non possiamo fare a meno appunto di ricordare tutti i loro volti e la commozione che provavano quando ascoltavano i canti in genovese. La parola che emerge è grazie. Devo dire grazie a Mario Menini, presidente dell'Associazione Liguri del Mondo, che dopo 60 anni si è ricordato di me e mi ha dato questo gradito premio, quella di avermi onorato con il suo titolo di Ligure, chiamiamolo eccellente. Grazie Mario, grazie Associazione Liguri del Mondo e grazie una delle mie televisioni preferite. Thank you very much.